Buongiorno a tutti, siamo in quel di Chiusanico, l'azienda agricola Vincenzo Salvo, e stamattina andremo a visionare all'interno del progetto dell'Associazione Ligure Agricoltori collegata con la Confederazione Italiana Agricoltori d'Imperia. Andremo a visionare una serie di macchine agricole per la raccolta meccanizzata. Sono macchinari sia semoventi per fare la scuotimento dell'albero, scuotitura dell'albero e raccolta poi delle olive che scendono, sia apparecchiature pneumatiche o elettriche per fare la pettinatura della foglia delle branche degli alberi. È un'occasione per vedere in attività quelle macchine che effettivamente all'EIMA abbiamo visto statiche, ferme, ed è un'occasione che abbiamo voluto dare a tutti i nostri associati e non, perché è giusto potersi fare un'idea delle macchine come lavorano, perché poi ognuno all'interno della sua campagna le utilizzerà e le opzionerà secondo quello che trova e quello che riesce a realizzare nella propria campagna. È fondamentale un discorso di potatura, perché è la potatura che poi va a farmi scegliere una macchina piuttosto che un'altra per vedere che funzioni meglio una o l'altra, appunto secondo come io ho organizzato le piante. Quindi le piante monofusto, senz'altro quello ormai è una cosa che è nel patrimonio comune di tutti, perché è quello che permette di fasciare bene l'albero quando vado a mettere le reti, ma è anche quello che mi permette di arrivare bene con uno scuotitore, è quello che mi permette di girare tutto intorno, al di là della parte agronomica che poi è fondamentale anche. Oltre a questo avremo un appendice che riguarda invece quello che è l'utilizzazione dei residui di potatura con la pelletizzazione, la cipatura e poi successiva pelletizzazione di quei residui, per non escludere poi la sansa, che è un patrimonio comune delle nostre zone e molto presente nelle nostre realtà. Qui abbiamo un'azienda appunto che ci farà vedere come ottenere dell'ottimo pellet da tutta una serie diversa di prodotti residuati dalla coltivazione olivicola, quindi sia dalla potatura, sia dalla sansa, sia dai tralci di vite, sia da tutto quello che è infiammabile, che è bruciabile, può essere realizzato un pellet. È chiaro che se noi faremo un pellet di sansa avremo una resa calorifica maggiore, un pellet di legno d'olivo anche. Se faremo un pellet di paglia sarà una resa calorifica minore, però tutto quello che viene prodotto in agricoltura può essere riutilizzato come fonte di calore. Io vi do appuntamento appunto alle prossime registrazioni, prossime immagini che ci faranno entrare in questo mondo e ci permetteranno di toccare con mano quelle che sono le varie tipologie di macchinari. Un saluto a tutti e un arrivederci alla prossima, prossimo incontro che faremo invece sulla potatura, ma qui ne parleremo a gennaio praticamente. Buone vacanze. Cambiare i ringraziamenti, perché queste collaborazioni ci permettono di portare avanti progetti sulla meccanizzazione di zone facili. Queste zone sono state abbandonate per moltissimo tempo e già dagli anni 90 noi abbiamo cominciato a interessarsi a quelle che potevano essere le soluzioni di meccanizzazione. La base di questa macchina che voi vedete nasce da un prototipo del 1993. Il grazie va a costruttori, rivenditori, e qui avete Emilio Terenzi. Lascio a lui la parola, ringrazio veramente per questo impegno anche di tempo e finanziario non cospicuo. Grazie a tutti, vedo che siete abbastanza numerosi, questo noi ci conforta per poter andare avanti. Posso dire che riprendendo tutto lo staff, Marco Vieri diceva dal 1966 che abbiamo ancora il protagonista che ha oltre 80 anni ma con un cervello estremamente lucido, per poterci dare, come c'è nelle cose, nelle scatole delle medicine, le controindicazioni. Ogni volta si suggerisce qualche cosa ci dice le controindicazioni, e questo ci ha fatto arrivare a questo punto. La collaborazione fra noi impresa, fra lo staff di prima e l'Università degli Studi ci ha fatto arrivare veramente a punti abbastanza lontani. Questa macchina qui, che è un prototipo, come vedete è un blocco veramente, che ha bisogno di essere messa a punto nei suoi punti, però ha fatto oltre 2500 piante, in alcuni casi è insostituibile
e come pure il mini escavatore con l'ombrello davanti, perché noi abbiamo anche un ombrello che anche qui sono convinto potrebbe lavorare sull'80% dei casi, non dico su tutti perché sennò sarebbe esagerato, però io sono convinto che se noi ci rivediamo il prossimo anno io riporterò tutta l'attrezzatura e sono convinto di dimostrarvi che l'80% di piante si riesce a farle. L'unica cosa che vi chiedo è nell'interesse anche vostro, perché i costi di raccolta sono impossibili rispetto a quello che costa il prodotto, è una potatura un po' più adeguata alle macchine. Dobbiamo, per forza l'agricoltura si adegui un po' alle macchine, non può fare come vuole, e se no con le macchine c'è oggi. Noi abbiamo 4-5 tipi di macchine, come diceva qualcuno prima, questa pinza l'abbiamo montata anche per una questione economica su dei trattori, su un trattore da 25 cavalli in poi può essere montata e pertanto un cingolo anche in questi terreni abbastanza difficili va da tutte le parti. Il mini escavatore nelle aziende agricole è insostituibile, non va dappertutto come tutte le cose, però insomma se si incomincia a dire da 1 a 10 ci sono 10 numeri, ne facciamo 8, 2 ne possiamo parlare, speriamo di farli ancora. Io non voglio annoiarvi per queste cose, vi dico c'è una gamma di soluzioni. Io lunedì sono a Salerno e laggiù sono cose ancora diverse, si è fatto da Otranto fino qui a Albenga, qui da voi, e ci siamo fatti esperienza con 5 anni, prove contro prove, e grazie all'università che ci assiste in tutti i particolari, e questo prevalentemente è nato da loro, e noi l'abbiamo montato però è nato da loro, e io credo che con una collaborazione di tutti si debba riuscire veramente a fare gli spagnoli, cioè a raccogliere totalmente con le nostre macchine anche in questi posti, non dico solamente gli oliveti tipo vigneto, e qui sarebbe impossibile, però anche in questi posti ormai siamo credo a oltre l'80%. Buttiamo nella fronda. Anche questa è un'asta telescopica, arriva a 3 metri di lunghezza. In mano, quando io non sono più la fronda, lo senti vibrare. Durante il lavoro questo non va mai stretto, si fa così. Infatti l'ideale è avere un guanto, perché va fatto, questo è il modo di cui viene usato. Vede scendere l'oliva distante da dove io sono col pettine, perché è la vibrazione che la fa scendere. Questo a differenza di tanti pettini che diciamo hanno necessità di coprire di più durante la raccolta, con questo sistema abbiamo poca diciamo, distanza nella caduta dell'oliva. È una ditta di Alba, in provincia di Cuneo. Costruiamo principalmente cipatori, piccoli, grandi, e macinatori per il legno. Abbiamo voluto abbinare alla nostra gamma questo tipo di macchinario che diciamo utilizza in qualche modo quello che è il risultato, quindi quello che è il risultato della cipatura, della potatura degli ulivi. Questa è una pellettatrice, piccola pellettatrice che produce 50-60 kg di pellet in un'ora. Viene prodotta nelle 3 versioni, motore elettrico, trifase, da attaccare al trattore, quindi è impresa di forza del trattore, oppure c'è una versione col proprio motore a scoppio. Questa macchina riesce a ridurre, diciamo, a trasformare in pellet materiale macinato che può essere tutto quello che è lo scarto di una falegnameria, di un mobilificio, tipo segatura, piallatura, trucciolo, oppure cippato oppure biotriturato della potatura degli ulivi. Sono ricci di castagna macinati e ultimamente la stiamo provando anche con la sanza, che vediamo che dà ottimi risultati. Naturalmente per un buon funzionamento la macchina deve essere, diciamo, alimentata con un prodotto secco. Prodotto secco si intende che con un'umidità che varia dall'8 al 15%. Riesce a produrre i 3 sacchi all'ora, naturalmente qua quello che esce dentro è completamente naturale, perché
non si usano né collanti né altri prodotti. Questa macchina lavora con la pressione e il calore. Il calore, la trafila quando va in temperatura attorno ai 100 gradi, la lenina che c'è nel legno si trasforma, diventa liquida e fa lei da collante, ed è in questo modo qua che si forma il pellet che passa giù nella trafila. Tutto lì. Quindi diciamo che serve per riutilizzare quello che è uno scarto, perché questi qua sono tutti scarti che non hanno valore.